Colazione? Pan piuma. Merenda? Pan piuma. Pranzo? Pan piuma. Lo spuntino? Pan piuma. A cena? Pan piuma, il morbidissimo pane, perfetto per ogni momento della giornata. Tempo instabile sulle nostre regioni nella giornata di martedì 25 aprile, festa della Liberazione. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà molto instabile, a tratti anche perturbato, soprattutto sull'arco alpino, prealpino e sulle medio-alte pianure, con rovesci e temporali. Più soleggiato sul Rodigino, il Veneziano, il Basso Veronese e il Basso Padovano. Temperature massime comprese tra 13 e 23 gradi, valori notturni intorno ai 9-13 gradi circa. Diffusa instabilità anche sul Friuli Venezia Giulia, con rovesci e temporali alternati a schiarite soleggiate. Andrà un pochino meglio invece sul Triestino. Temperature massime comprese tra 14 e 20 gradi, valori notturni a 10-12 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà perturbato su gran parte del territorio con rovesci e locali temporali, più asciutto e soleggiato sui confini alpini e sul Trentino meridionale. Temperature massime attese sui 18 gradi, valori notturni intorno ai 12 gradi. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati da sud sulle zone costiere e forti al largo. Dal nostro meteo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Colazione? Pan piuma. Merenda? Pan piuma. Pranzo? Pan piuma. Lo spuntino? Pan piuma. A cena? Pan piuma, il morbidissimo pane, perfetto per ogni momento della giornata.